Il 3 aprile 2026, buongiorno Taranto, sono le 7:21 e ben trovati su Cittadella alla radio sui 96.5. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno Piero Caffio, che in questo venerdì santo guida la parte tecnica. Insieme, come sempre, fino alle 9 vi accompagneremo con gli argomenti principali di questa giornata e ovviamente l'argomento principale di questa mattinata non potrà che essere la nostra settimana santa, i riti di Taranto, da ieri alle 15 entrati nel vivo con l'uscita delle poste del pellegrinaggio tra le strade di Taranto. Immagini davvero inedite quelle che abbiamo visto ieri, tantissimi i fedeli che si sono messi accanto, dietro alle poste dei perdoni dei confratelli del Carmine, che erano in cammino verso i sepolcri con gli ombrelli aperti, quasi a scortarli in qualche modo per proteggerli, insomma, dalla pioggia che ieri incessante ha funestato davvero tutto il pomeriggio e anche buona parte della notte. Non è un caso che l'Addolorata, anziché a mezzanotte, sia uscita dalla chiesa di San Domenico alle 2, insomma a distanza di 5 ore ha raggiunto in questi momenti via Garibaldi. Ci collegheremo più tardi con la nostra Valentina Castellaneta per avere aggiornamenti sulla processione che continua il suo cammino, ma questa mattina proveremo a ricordare insieme anche Tonino Gigante, una figura storica dei riti della Settimana Santa, scomparso alcune settimane fa. Lo faremo avendo in collegamento telefonico con noi Franco Zito, priore emerito del Carmine. Sarà uno dei cavalieri di Gesù morto, cioè una delle personalità che reggerà il laccio a Gesù morto questa mattina. Di riti parleremo poi anche con Claudio Petrone del nostro Ico dei social, ma non c'è solo la Settimana Santa in questa puntata di Buongiorno Taranto. Parleremo anche di Amiu, ieri la conferenza stampa dei sindacati che si sono scagliati contro il comune e contro l'azienda per la gestione della società partecipata. Ascolteremo le loro dichiarazioni, le paure, i dubbi e soprattutto gli interrogativi che hanno posto al comune di Taranto sul futuro dell'ex Amiu. E infine parleremo di cronaca, perché ieri 2 aprile sono stati interrogati gli indagati nell'inchiesta Oracolo, quella che ha travolto il comune di Torricella, contestando reati come corruzione e turbativa d'asta su appalti pilotati secondo la procura di Taranto. L'ex vice sindaco Michele Franzoso si è avvalso della facoltà di non rispondere. Avremo con noi il suo avvocato, l'avvocato Rosario Frascella. Insomma, questo e tanto altro oggi qui su Buongiorno Taranto. Adesso però c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon venerdì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle che ci accompagnano verso questo fine settimana di festa. Ariete, c'è nell'aria una leggera stanchezza, del resto è fine settimana. La giornata quindi va gestita con molta più calma. In arrivo importanti opportunità lavorative. Dalla prossima settimana. Toro, chi fa parte di una coppia può vivere un periodo interessante insieme al partner. I cuori solitari vogliono imporre le proprie idee e questo può creare dei problemi con la famiglia. In ambito lavorativo è presente un po' di confusione. Gemelli, chi è solo da tempo può sentire una maggiore fatica. Con la persona amata serve molta più prudenza del solito, soprattutto con le parole. Nella sfera professionale è in corso un forte miglioramento. Cancro, con la dolce metà è importante evitare le discussioni. Chi cerca l'amore è illuso dai comportamenti di una persona conosciuta di recente. Nel lavoro è necessario fare valere le proprie idee. Leone, la giornata può riservare delle sorprese molto positive. I single possono essere abbastanza preoccupati a causa di alcuni problemi. In campo lavorativo è fondamentale impegnarsi di più. Vergine, chi ha una relazione di vecchia data può prendere delle grandi decisioni per il futuro. Le critiche possono influenzare in modo negativo i cuori solitari. Chi lavora in proprio può puntare su nuove strategie. Bilancia, qualche tensione può allontanare brevemente il partner. Durante la giornata potrebbe comparire un leggero nervosismo, per questo o per altri motivi. Incontri importanti di lavoro possono regalare delle grandi e belle soddisfazioni. Scorpione, chi fa parte di una coppia può ricevere una notizia positiva. Una questione di lavoro va gestita con cautela. In questo momento l'energia può subire un calo. Riposatevi molto di più. Sagittario, chi ha una relazione è contento perché è pronto a fare dei progetti con la persona amata. La lunga giornata può regalare dei successi inaspettati e alcuni problemi di lavoro è meglio risolverli il prima possibile. Capricorno,
I single possono rivedere una persona del passato ed essere un po' nervosi. In questo periodo inoltre l'aria è davvero malinconica. La concentrazione può rafforzare la creatività. Acquario, chi è in coppia è troppo possessivo. Ricordatevi che la persona che è al vostro fianco non è di vostra proprietà. Chi è solo da tempo invece è più stravagante del solito. Un progetto innovativo può regalare buoni guadagni. Pesci, chi cerca l'amore è simpatico e soprattutto molto travolgente. Chi ha una relazione di vecchia data è particolarmente taciturno. Nella sfera professionale è possibile elaborare delle idee originali. Oggi vi saluto con le parole di George Bernard Shaw. Le persone che dicono che non può essere fatto non dovrebbero interrompere coloro che lo stanno facendo. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Non so perché ho avuto la vaga sensazione di averla già sentita sta roba, Piero, non so se sei d'accordo con me, però questa roba di chi non pensa che non sia possibile, non deve disturbare chi sta già facendo, me la ricordavo così vagamente. Allora, andiamo invece adesso nelle nostre edicola virtuale, diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno. Maltempo, Puglia in ginocchio, un 53enne di Bisceglie risulta disperso in Molise, frane, strade allagate, paesi isolati, la situazione più grave in Capitanata, 3 fermi, disagi per chi rientra al sud per le feste. Insomma, l'avete vista tutti, la situazione nel vicino Molise era davvero molto complicato, il crollo del ponte e l'acqua che davvero sta mettendo in ginocchio un'intera regione. Tanta la vicinanza, insomma, ai fratelli e alle sorelle del Molise, la speranza ovviamente è quella che abbiano bisogno di ben poco, perché vuol dire che insomma la situazione resta sotto controllo. Si parla anche sul Corriere del Mezzogiorno del salotto, la fumata nera, Pasquale Natuzzi in campo per trattare la crisi del mobile imbottito, nessun accordo con i sindacati. Diamo invece un'occhiata alla Gazzetta del Mezzogiorno, l'apertura è dedicata all'economia, una Pasqua stellare, proroga al 30 aprile del taglio delle accise, ma il gas vola. Ilva, Urso chiama De Caro, il 16 vertice sulla vendita. Si parla poi anche di trasporti e aeroporti, record di passeggeri negli scali pugliesi, ma la replica di Fratelli d'Italia sono solo balle, questi numeri sono solo su Bari, della serie Bari, come dire, anzi ecco, Brindisi è sacrificata sull'altare, diciamo, di Bari, un po' questo è il senso. E una notizia di cronaca che arriva dal Salento: ricattavano le modelle filmate nei camerini, 2 indagati, sequestrati PC tra Galatina, Anadeo e Galatone. Invece da Bari un'altra notizia firmata da Massimiliano Scaglierini, all'ex presidente di Apulia Film Commission, 3 incarichi in asset, le consulenze di Dello Monaco, 120.000 euro senza gara. Vi ricorderete la Dello Monaco, protagonista, ex presidente di Apulia Film Commission, protagonista di una lite, di una, insomma, anche di una semirissa, diciamo, col direttore di allora, e la vicenda finì addirittura in tribunale. Taranto, per il caso appalti per il caso appalti pilotati, Franzuso tace all'interrogatorio. Ascolteremo tra pochissimo il suo avvocato, sarà con noi il difensore Rosario Frascella. Però ora ci fermiamo con la nostra rassegna stampa, tra un po' tutti gli altri giornali. Ora invece vi facciamo ascoltare un po' di musica e vi lasciamo in compagnia di Olivia Dean con So Easy So Fall. E andiamo invece ora a dare un'occhiata alle altre prime pagine degli altri quotidiani. Dopo Corriere, Gazzetta, ecco l'edicola che apre con anche qui l'economia, ma quella familiare. Però 70.000 famiglie non arrivano a fine mese, altri 120.000 nuclei hanno difficoltà a trovare un alloggio e quelli che pure hanno un contratto di locazione non riescono a far fronte alle spese di gestione. L'inflazione pesa come un macigno. Insomma, guadagniamo sempre uguale, ma i prezzi continuano a salire, quindi il potere d'acquisto cambia e davvero non si arriva a fine mese. E poi a Taranto l'ex Ilva, la vendita
vendita si chiude entro il mese, il ministro per le imprese Adolfo Urso pronto a chiudere la gara tra Flax e Jindal entro aprile. Il senatore turco però attacca: basta con gli annunci, servono certezze. Il maltempo causa danni, ma da oggi si attenua e per fortuna, l'abbiamo visto già stamattina arrivando qui, il cielo era aperto, c'era un timido sole che appariva e ha dato veramente delle speranze, non solo ovviamente per la settimana santa, ma principalmente per quello che, come sapete, sta accadendo, vi raccontavamo poco fa, nelle regioni vicine a noi come il Molise, ma anche nella parte nord della Puglia. E il maltempo è proprio l'apertura del nuovo quotidiano di Puglia in edizione Taranto. Il maltempo spacca l'Italia, crolla il ponte, un disperso. In Molise si cerca un 53enne di Bisceglie, strade in tilt e in tilt anche le ferrovie, danni nei campi. Al centro della pagina invece una grande foto di una posta di perdoni al pellegrinaggio con un ombrello sopra. Pellegrinaggi e sepolcri, la pioggia non ferma i riti, scrive il collega Domenico Palmiotti a pagina 10 e 11 del quotidiano. La settimana santa oggi, la processione dei misteri, intanto è in corso la processione dell'Addolorata. Fino a mezz'ora fa la processione era nel pieno di via Garibaldi. Come sapete, la statua della Vergine è uscita soltanto alle 2 questa notte anziché a mezzanotte per la pioggia incessante che ha battuto sulla città vecchia e in generale su Taranto e sui nostri territori. Ieri il discorso del vescovo Miniero all'interno della chiesa di San Domenico. Il vescovo: i morti all'ex Silva, non pieghiamo la schiena, titola il quotidiano sulle parole del vescovo. E ieri poi soprattutto una grande sorpresa, una piacevole sorpresa: il vescovo ha ceduto la parola nel suo tradizionale discorso a Gennaro Giudetti, operatore umanitario che, come sapete, è stato per tanti mesi a Gaza a prestare il suo aiuto ai residenti e vittime delle bombe. Ieri Gennaro si è espresso proprio contro tutte le guerre che in questo momento stanno imperando purtroppo sul resto del mondo. E chiudiamo con la nostra rassegna stampa: gestione rifiuti nel caos, ex Amiu contro il comune. L'attacco dei sindacati, troppi precari, strade dissestate all'Ama, i bus cambiano, e proprio di Amiu ci occuperemo nel nostro primo approfondimento di questa mattina. Lo faremo raccontandovi la voce dei sindacati che ieri quasi tutti si sono ritrovati in una conferenza stampa per mettere sul tavolo tutti i dubbi. Era previsto ieri un incontro con il comune che però ha dovuto rinviare al 7 aprile per motivi del sindaco, ma questo proprio non è andato giù. Siamo tornati in diretta e, come annunciato, è il momento di parlare di ex Amiu, di Chima Ambiente, società che, come sapete, ha una crisi finanziaria che potremmo definire di profondo rosso, debiti per oltre 43 milioni di euro, in corso una due diligence, cioè un'analisi della situazione per comprendere quale può essere la soluzione in futuro. L'ipotesi ricapitalizzazione del socio unico, cioè del comune di Taranto, sembra esclusa vista le difficoltà in cui si trova anche economicamente il comune di Taranto. Si valuta quella della ristrutturazione del debito attraverso una serie di misure, ma si attende che la due diligence sia finita. Nel frattempo però i sindacati chiedono da tempo verità, avevano fissato un incontro con il sindaco e il comune ieri mattina, che poi è stato rinviato al 7 per impegni del primo cittadino. La cosa non è andata giù alle organizzazioni sindacali, che ieri in una conferenza stampa hanno attaccato il comune dicendo che sostanzialmente la gestione dei rifiuti è nel caos. Ci racconta tutto Valentina Castellaneta. Se uno chiede a un normale cittadino di Taranto quale sia il sistema di raccolta in queste città, il cittadino non è in grado di dare risposte perché la confusione regna sovrana. La lunga via crucis dei lavoratori di Chima Ambiente, così Cosimo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica di CGIL Taranto, ha definito la situazione dell'azienda partecipata per la raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana. Dopo il rinvio da parte del sindaco Piero Bitetti dell'incontro con i sindacati, Wiltrasporti, FP CGIL e FIADEL hanno deciso di parlare comunque della crisi di Chima Ambiente, esprimendo forte preoccupazione per la gestione finanziaria e operativa dell'azienda, e in vista del vertice fissato per il prossimo 7 aprile a Palazzo di Città hanno deciso di indicare all'amministrazione del sindaco Bitetti una serie di interrogativi urgenti. Siamo arrivati ad aprile
e a tutt'oggi continuiamo a sentire ipotesi di due diligence, di questo super revisore dei conti che dovrebbe fare una verifica dell'analisi dei documenti economici finanziari dell'azienda. Sono passati 6 mesi in una condizione di difficoltà estrema e di gravità sono un'eternità. Allora ci dicessero con chiarezza, senza ritardi, qual è il progetto. Si vuol continuare con la società in house e se sì con quali interventi finanziari, perché è evidente che il dissesto è un dissesto prima di tutto finanziario, ma anche e soprattutto con quali interventi gestionali, perché l'autorità garante ha posto anche un problema sull'efficienza del servizio di raccolta. Un rinvio, quello del sindaco, che secondo Sardelli entra in contrasto con i termini perentori posti dall'autorità garante del mercato al comune, 30 giorni di tempo che scadono a metà aprile per indicare la situazione economica finanziaria, ma anche la situazione gestionale del ciclo dei rifiuti e l'andamento della raccolta differenziata. Così Will Trasporti FP, CGIL e FIADEL hanno redatto un documento congiunto in 6 punti, nodi da sciogliere che riguardano temi cruciali per il territorio, tra cui le iniziative per salvare l'affidamento in house dei servizi, piani per aumentare le percentuali di raccolta differenziata, le sorti dell'impianto di incenerimento e non ultimo il futuro dei lavoratori precari in somministrazione. Tutto per scongiurare la crisi d'impresa che secondo Carmelo Sasso, segretario generale WIT Trasporti Taranto, in questo momento non è percorribile. Perché la strada della crisi d'impresa che qualcuno ci dice si voglia percorrere, in assenza di un contratto di servizi, di un piano industriale, non potrebbe mai condurre. Peraltro nel tentativo di ristrutturare dei debiti contro l'erario, che sono scarsamente il 70% dei debiti di questa società sono verso l'erario. I debiti verso l'erario non possono essere certo ridotti a saldo e stralcio, ma devono essere comunque, seppur dilazionati, interamente pagati. Insomma, una situazione particolarmente complicata su cui, come vi dicevamo, i sindacati chiedono da tempo chiarezza. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento tra comune e sindacati è fissato per il 7 aprile, ma in realtà la data principale non è, una data vera e propria stabilita sul calendario, ma è sicuramente la fine della due diligence, cioè di questa analisi che il professor Di Russo sta svolgendo su richiesta del comune per sostanzialmente passare al setaccio tutti i conti dell'AMIU, cercare di capire quali sono i debiti principali, quali sono quelli che invece possono essere in qualche modo trattati, estinti o comunque compensati con i creditori, e quelli che invece per esempio hanno necessità di essere tra virgolette bloccati. Provate a immaginare che un qualunque creditore di AMIU potrebbe presentare una sorta di istanza di fallimento, e a quel punto il destino di centinaia di famiglie sarebbe davvero in grave rischio. Da tutte le parti, politica, sindacati, si ripete che l'AMIU deve rimanere pubblica, e speriamo che la strada possa essere davvero questa, a tutela di tutte le famiglie che vivono grazie al lavoro dell'azienda di gestione dei rifiuti. Sono le 7:45, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo però vi raccontiamo in diretta quello che sta accadendo in città con il pellegrinaggio della Dolorata. Restate con noi. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Un silenzio carico di fede. Antichi passi che attraversano la notte. Storia e spiritualità. Su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre. In collaborazione con Fai Motors, Eco Bioservice, Impresa Cassalia, Avisud, concessionaria SMIA SPA Massafra, La Catena, fiducia in movimento dal 1974. Confcommercio, più servizi, più tutele, più opportunità. Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com. Sei un imprenditore agricolo o agroindustriale? Con il parco agrisolare PNRR puoi installare il fotovoltaico sul tuo fabbricato e ottenere fino all'80% a fondo perduto. Riduci i costi energetici e rendi la tua azienda più competitiva. Eco Bioservice ti segue dalla pratica GSE alla realizzazione chiavi in mano. Le domande si presentano dal 10 marzo al 9 aprile 2026 fino ad esaurimento fondi. Non aspettare l'ultimo momento. Contattaci ora su ecobioservice.it. Siamo a Martina Franca.
Ecobioservice. Smart Energy Solution. Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune. La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce. Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it. Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908 www.provincialisrl.it. A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OSS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Cami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25, telefono 099 46 41 748. Residenza villaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile. Siamo tornati in diretta 7:53 per andare direttamente nella città vecchia di Taranto o comunque accanto alla Dolorata, perché seguiamo in diretta la processione della Vergine. Lo facciamo grazie alla nostra Valentina Castellaneta. Buongiorno Valentina. Buongiorno Francesco, come puoi vedere io sono sulla scalinata di Prosterla Immacolata perché la processione sta passando da qui in questo momento e adesso i crociferi hanno attraversato le scale e non so se riuscite a vedere. Sì, se ce l'abbassi un attimo l'obiettivo, ecco sì, adesso sì lo vediamo benissimo Valentina, grazie. Quindi diciamo sono le 8 e di solito questo passaggio dal Pendio La Riccia dove ti trovi avviene intorno alle 6 La Riccia, sì, e quindi diciamo siamo circa 2 ore in ritardo più o meno come l'uscita. Infatti per colpa della pioggia insomma la processione è partita
in ritardo, e quindi è in ritardo, penso che farà tutto, però insomma almeno l'abbiamo potuta vivere nonostante le allerte meteo. Ieri devo dire che io ero a Pendio San Domenico, c'era davvero tanta gente che nonostante la pioggia, nonostante la stanchezza, ha scelto sostanzialmente di rimanere, e io ho visto che aumentavano gli ombrelli col passare del tempo, ma non diminuivano le persone. Avete visto adesso passare uno dei crociferi, e questo è il momento in cui tra l'altro i confratelli alzano il cappuccio, perché insomma provate a immaginare, dalle 2 alle 8 sono 6 ore in cui stanno nazzicando con il cappuccio davanti al volto. Questo è il momento in cui alzano il cappuccio e velocemente poi si allontanano per superare il ponte e liberare anche il traffico. È un bel momento, c'è tanta gente, che non Valentina. Vedrebbero altrimenti. Sì, c'è tantissima gente assiepata sulle scale, in questo momento sta per salire proprio il simulacro dell'Addolorata. E infatti vediamo, riusciamo a vederlo, riusciamo a vedere anche il trono che sta salendo. Sono i 3 confratelli che sono uno accanto all'altro, il bastoncino al centro, la prima posta di lato, che adesso ovviamente col cappuccio alzato sono liberi, in questo momento, ed è il simbolo che precede le sdanghe, cioè l'Addolorata, quindi è il segno che l'Addolorata è proprio pronta in questo momento a salire le scale. Sarà un momento abbastanza concitato, Valentina, tra un po' sarai travolta anche tu dall'onda della gente. Sì, non so se stanno suonando una marcia funebre o meno. No, in questo momento è un'ambulanza, però penso che fra poco la banda suonerà. C'è veramente tantissima gente in questo momento, guardate intorno alla statua, c'è veramente tantissimissima gente anche su quello che era il vecchio mercato del pesce. Tantissimi tarantini sono arrivati per guardare questo momento. Fra poco poi sarà il loro momento, perché quando la statua passerà il ponte saranno loro a prenderla, sarà consegnata a loro la statua. Sì, perché la tradizione, come dice adesso Valentina, vuole che sia il popolo a trasportarla. Adesso avete visto l'Addolorata, è come se a un certo punto si fosse quasi abbassata, perché dalle spalle dei confratelli viene dato l'ordine che si dice man, cioè in mano. Le sdanghe vengono prese sulle mani e abbassate perché è più comodo così salire. Valentina, io mi rendo conto che il momento è concitato, se vuoi continuare a raccontarci per immagini questo momento ti ringraziamo davvero, ma non so se la posizione te lo permette o meno. Sì, in realtà sono abbastanza tranquilla. Ah, ok, sei abbastanza tranquilla, solo che non so fino a che punto riesco a farvi credo vedere. che Adesso sarai tranquilla ancora per un po'. Intanto ti ringraziamo, tu continua a mandarci queste immagini, noi nel frattempo proviamo a raccontarvi anche quello che è avvenuto ieri pomeriggio alle 15. Come vi mostriamo in questo video, si sono aperte le porte del Carmine, la pioggia ha funestato anche l'uscita della prima posta dei perdoni. Un momento che, nonostante la pioggia, era anche in questo caso ricco di gente che ha scelto in qualche modo di essere lì, di continuare a vivere i riti, nonostante davvero non promettesse nulla di buono. E proprio pochi secondi prima che il portone si aprisse, che la prima posta del pellegrinaggio in Città Vecchia venisse fuori, guardate, da queste immagini si vede chiaramente quanto abbia piovuto ieri pomeriggio, e insomma la gente però era lì. E poi è successo qualcosa di ancora più bello che vi mostriamo in queste fotografie. Quando la pioggia ha preso il sopravvento, parenti, amici, familiari, ma anche semplici cittadini hanno scelto di prendersi cura di proteggere i perdoni. Alcuni di loro si sono messi accanto o dietro alle poste e con gli ombrelli li hanno protetti, lungo il cammino. E come provate a immaginare se la città abbia scelto di prendersi cura, di abbracciare, i suoi perdoni in questo momento più complicato, perché è in qualche modo un sacrificio nel sacrificio
sacrificio. E allora questo è quello che sta succedendo da ieri a oggi con i riti. Tra un po' torneremo a parlarne, perché alle 17 comincia la processione dei misteri e avremo con noi il commendatore Franco Zito, e con lui parleremo dei Cavalieri di Gesù morto, ma anche e soprattutto del ricordo di Tonino Gigante. Ora ci fermiamo per un po' di informazione di musica e poi torniamo insieme. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Radio Cittadella. Siamo radio. In FM sui 96,5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Sono le 8. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella. Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il conflitto in Medio Oriente, missili lanciati nella notte dall'Iran verso il territorio israeliano. I sistemi di difesa aerea di Tel Aviv sono entrati in azione per intercettare l'attacco. Secondo recenti valutazioni dell'intelligence americana, dopo un mese di guerra, circa la metà dei lanciatori di missili dell'Iran risulta ancora intatta e Teheran ha ancora a disposizione migliaia di droni d'attacco. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. L'Iran è ancora pienamente in condizione di seminare il caos assoluto in tutta la regione, afferma una delle fonti. Intanto il comando navale delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha affermato di aver lanciato un attacco contro un centro dati appartenente all'azienda tecnologica statunitense Oracle a Dubai. La cronaca: una donna di 51 anni è stata ricoverata in gravi condizioni e sottoposta a un delicato intervento chirurgico dopo essere stata colpita con un coltello da cucina a Catania. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada. L'uomo sarebbe arrivato con uno scooter e l'avrebbe colpita sul marciapiede per poi abbandonare l'arma sul posto. Indagano i carabinieri che stanno tentando di rintracciare per interrogarlo e il marito, dal quale la 51enne si stava separando e che ha precedenti penali. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per il carabiniere alla guida dell'auto che inseguiva il 19enne Ramiel Gamle. L'accusa è di omicidio stradale con eccesso colposo nell'adempimento del dovere. Chiesto il processo anche per Fares Bouzidi, che guidava lo scooter inseguito per 8 km per concorso in omicidio stradale. Spostiamoci in Ungheria. J.D. Vance vola in soccorso di Orban alla vigilia delle elezioni politiche. Il vicepresidente americano sarà a Budapest il 7-8 aprile, mentre si voterà il 12. A meno di 10 giorni dal voto, a Budapest è tornato a riecheggiare lo storico slogan Russians Go Home, già sentito durante le barricate del 1956 contro l'Armata Rossa e nella transizione post-sovietica. Il fronte pro-Europa denuncia interferenze esterne puntando il dito verso Mosca. L'OSCE è già sul terreno per verificare la regolarità del voto, ma polemiche su una funzionaria con il passato legato al Ministero degli Esteri russo hanno sollevato dubbi sull'imparzialità della missione. Il tennis: Elisabetta Cocciaretto sfiora l'impresa negli ottavi di finale del WTA 500 di Charleston. Sulla terra verde statunitense, l'azzurra numero 14 del seeding, arrivata a 2 punti dal match, viene rimontata e battuta dalla testa di serie numero 1, la padrona di casa Jessica Pegula, che si impone con lo score di 1-6, 6-1, 7-6. Ed è tutto, a più tardi. Cittadella Meteo. Avanza un campo anticiclonico sul nostro paese a garanzia di un miglioramento del tempo quasi ovunque. In mattinata condizioni ancora instabili sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, con fenomeni tuttavia più irregolari e più deboli rispetto ai giorni scorsi. Sole prevalente al nord e su Sardegna e medio-alto Tirreno. Nel pomeriggio assisteremo a un miglioramento sul medio versante adriatico, mentre residue piogge interesseranno ancora al sud. Sole protagonista altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Cittadella.
paralyzed. I'm stuck on the ground. My bones held it all until I fell down. I tried to scream, but in my head exploding a bomb, a bomb. How can I explain the fear in my skin? I couldn't even make a sound, even if I'm the innocent. I'm holding my breath, I'm holding my breath to slow down the pulse, the pulse. I need to move on, I need to move on. I tried to warn you, you didn't listen, pointing at me. I tried to warn you, you didn't listen, smiling at me. I tried to warn you, I need to move on, 'cause I'm innocent. No one's indispensable, till I got you, till I got you. Innocent, I was under your spell. Your words float like honey until it made me sick, unexpected. Now in your head, exploding a bomb, a bomb. You mistook my kindness for weakness. Ask yourself, now why didn't you try to destroy me? But how many times I tried to warn you, you didn't listen, pointing at me. I tried to warn you, you didn't listen, smiling at me. I tried to warn you, I need to move on, 'cause I'm innocent. No one's indispensable, you said, till I get you off, you got mad. No one's indispensable, you said, till I get you off, you got mad. I tried to warn you, you didn't listen, pointing at me. I tried to warn you, you didn't listen, smiling at me. I tried to warn you, you didn't move on, 'cause I'm innocent. 8 minuti dopo le 8 siamo tornati in diretta, seconda ora di Buongiorno Taranto, che comincia come annunciato con la cronaca, perché adesso ci spostiamo nelle aule del Tribunale di Taranto. Ieri gli interrogatori preventivi degli indagati nell'inchiesta Oracolo che ha travolto il comune di Torricella. Corruzione, turbativa d'asta sono alcune delle accuse mosse a vario titolo dal procuratore aggiunto Enrico Bruschi nei confronti di una serie di indagati, e tra questi il principale, l'ex vice sindaco Michele Franzoso, accusato dalla procura di aver pilotato una serie di gare d'appalto ottenendo in cambio denaro dagli imprenditori favoriti a vincere quelle gare. Una tesi sulla base della quale il procuratore aggiunto Bruschi ha chiesto la misura cautelare in carcere per Franzoso e altri 8 indagati, 2 agli arresti domiciliari invece per un consigliere comunale accusato di peculato, chiesto la sospensione dell'attività amministrativa. Sarà il GIP Giovanni Caroli a decidere, e proprio ieri il magistrato ha condotto gli interrogatori preventivi, per valutare se concedere o meno le misure chieste dalla procura. Quale sarà la decisione non lo sappiamo, ma sappiamo che ieri Michele Franzoso, l'indagato principale, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice. Perché? Lo chiediamo al suo difensore, l'avvocato Rosario Frascella, che è in collegamento con noi. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a voi.
Allora, avvocato, si è avvalso della facoltà di non rispondere Michele Franzoso, una scelta diciamo prevista dal diritto, quindi una facoltà dell'indagato, ma è una scelta che diciamo nell'immaginario collettivo fa ipotizzare che non sappia come difendersi. In realtà immagino che la strategia sia un'altra. Assolutamente non è così, è soltanto una scelta momentanea, perché abbiamo anche annunciato sia al GIP, al dottor Caroli, ma anche allo stesso procuratore che ha condotto le indagini, effettivamente abbiamo la intenzione di sottoporci all'interrogatorio, solo che ieri non era il momento più adatto, perché il Franzoso era altamente scosso e turbato, provato, anche perché sono passati pochissimi giorni dagli avvenimenti contestati, quindi effettivamente non era in grado in questo specifico momento. Ieri in particolare ha sottoposto l'interrogatorio, ma lo faremo probabilmente a seguire. Ha avuto anche un problema fisico reale ieri Franzoso, quindi non era in condizioni di poter rispondere con serenità alle domande, ma non ci sottrarremo a un confronto in assoluto. Avvocato, diciamo tra le accuse, mi corregga se sbaglio naturalmente, ci sono alcuni appalti, tra cui per esempio quello per il waterfront di Torre Ovo, piuttosto che rifacimento dei manti stradali, c'è in particolare anche quello sul restyling del palazzetto dello sport di Torricella per i giochi del Mediterraneo. Lei ha già depositato, se non ho capito male, una memoria nella quale ha chiarito già alcuni punti rispetto alle accuse che gli vengono mosse, o sbaglio? Diciamo che abbiamo depositato una memoria, ovviamente non posso dire oltre perché è ancora sub iudice, quindi il giudice deve serenamente valutare il tutto. La memoria difensiva sì è stata depositata, abbiamo depositato anche degli allegati, in particolare tra gli allegati più rilevanti in questa fase, perché questa è una fase ancora altamente, come dire, embrionale del procedimento, diciamo dalla parte giurisdizionale, e quindi abbiamo depositato le dimissioni del Franzoso, il quale si è già spogliato di ogni carica, di ogni potere, di ogni incarico avuto finora, quindi già questo farebbe a nostro avviso assolutamente annullare quelle che sarebbero le esigenze cautelari di un eventuale pericolo di reiterazione di reato e quant'altro. Lo traduco diciamo per chi ci sta ascoltando: esigenze cautelari, cioè le ragioni per le quali dovrebbe essere diciamo arrestato, o comunque dovrebbe essere applicata una misura, carcere domiciliari, sospensione, interdizione, diciamo senza una sentenza definitiva, giusto per semplificare a chi ci ascolta. Avvocato, avvocato, un'ultima domanda, ora detto fra me e lei, così diciamo a provocazione. Nell'immaginario collettivo quando uno si dimette è come se fosse diciamo più colpevole di quando è stato accusato, però ecco, noi abbiamo pubblicato anche delle immagini insomma di passaggio di denaro all'interno della macchina di Franzoso, intercettazioni, il suo compito di difensore mi sembra particolarmente arduo in questa vicenda, o sbaglio? Allora, non c'è dubbio che siamo dinanzi a un caso altamente complesso e articolato, perché coinvolge non solo il Franzoso, ma coinvolge anche diversi soggetti. Va sviscerato in tutte le varie fasi, in tutti i vari episodi e circostanze, che sono diversi fatti, diversi episodi, diverse circostanze contestate. Ovviamente vanno prese singolarmente una ad una, analizzate, studiate, esaminate, e poi ovviamente fare una valutazione molto precisa e non fare valutazioni così sommarie e approssimative, perché altrimenti è altamente troppo semplice ma sbagliato. Fare una valutazione globale, complessiva di tutti i fatti, metterli insieme in maniera così approssimativa che potrebbe poi portare a un risultato assolutamente ingiusto. Quindi dobbiamo in questo caso fare un lavoro molto certosino, studiare singoli episodi, singole circostanze che poi portano a una valutazione più serena anche nel contesto generale, visto che riguarda altri soggetti, altre persone che a loro modo e a loro, diciamo, secondo loro facoltà e diritto si difenderanno anche su questi aspetti. E allora grazie intanto all'avvocato Rosario Frascella per essere stato con noi questa mattina, per aver risposto alle nostre domande, non essersi avvalso della facoltà di non rispondere. Grazie avvocato. Grazie, buona giornata, buon lavoro a tutti. Buon lavoro e buona Grazie Pasqua soprattutto. Buon lavoro a tutti, grazie. Auguri. Grazie davvero. Quando torniamo, noi torniamo a parlare di Settimana Santa, perché vi abbiamo raccontato la processione della Dolorata che è in corso, quella dei perdoni che è cominciata ieri, ma questa sera ci sono i misteri. Avremo con noi il priore emerito Franco Zito, quindi non andate via. 8:26, torniamo a parlare di riti della Settimana Santa, perché non c'è solo la Dolorata che in questo momento ha appena superato il ponte girevole,
diciamo cercando in qualche modo anche di liberare il traffico della città, ma c'è questa sera la processione dei misteri. Alle 17 il portone del Carmine si aprirà e il troccolante farà il suo ingresso in piazza Giovanni XXIII e dietro di lui si snoderà tutta la processione dei misteri. La composizione è la stessa ormai da secoli. Dietro il troccolante il gonfalone, poi la croce dei misteri. Di lì le 8 statue che compongono il corteo: Cristo all'orto, la colonna, la Ecce Homo, la cascata, il crocifisso e la Sacra Sindone. Questo è il racconto episodico dei misteri dolorosi. E poi le ultime 2 statue che in qualche modo rappresentano il momento principale, il clou della processione: Gesù morto e la Dolorata, le prime 2 statue che hanno dato il via ai riti della Settimana Santa a Taranto, che in qualche modo sono un po' la rappresentazione seicentesca di un funerale di una personalità nota intorno alla bara di Gesù morto. Ci sono infatti le forze dell'ordine, ma anche i cosiddetti cavalieri di Gesù morto, cioè coloro che leggono il laccio a Gesù morto, personalità notabili di Taranto che hanno dato lustro alla città. Anche quest'anno il priore Papalia ha scelto i cavalieri di Gesù morto. Tra questi c'è anche Franco Zito, priore emerito del Carmine di Taranto, con una motivazione particolare, non solo personale, ma quella anche di ricordare Tonino Gigante, già segretario del Carmine, scomparso recentemente qualche settimana fa, e diciamo volto storico e simbolo anche, se vogliamo, dei nostri riti. Lo vedete in queste immagini. Intanto diamo il benvenuto qui a Cittadella al priore Franco Zito, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Ciao Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori, ciao, buongiorno. Allora, priore, una doppia responsabilità in qualche modo: essere uno dei cavalieri di Gesù morto e ricordare una figura, insomma, anche amica per lei come Tonino Gigante. Certo, sono sentimenti frammisti a dispiacere, dolore, e naturalmente è sempre un onore reggere uno dei lacci di Gesù morto, però sai, quest'anno per me è un anno un po' particolare, tu mi capirai benissimo, tu ci conosci da tanti anni. Siete stati coloro che un po' di anni fa mi hanno accolto proprio nella confraternita del Carmine, quindi diciamo, immagino il lutto di Tonino è un po' il lutto per tutti quelli che sono vicini ai nostri riti, però ecco, per chi ha condiviso davvero un'amicizia speciale è sicuramente un momento più delicato, però bisogna comunque fare la propria parte in processione, priore. Ma certo, cioè io perciò ero un po' in difficoltà se accettare o meno, però poi ho pensato a Tonino, ho detto lo devo fare per lui, perché con lui ho condiviso tutte le gioie e dolori di una vita. Noi ci conoscevamo con Tonino dalle scuole elementari, abbiamo fatto le scuole elementari insieme e quindi poi insomma non ci siamo più distaccati, siamo stati sempre uniti, abbiamo gioito per le cose belle delle famiglie, i nostri matrimoni con le 2 nostre mogli che erano amiche, ma anche i dolori delle nostre famiglie, certo. La perdita dei genitori e soprattutto la perdita di Franco, che tu ti ricordi benissimo, certo. E quindi ho detto lo devo fare per lui, di Tonino, il fratello di Tonino. Poi a parte la scuola abbiamo condiviso tanti anni a San Giuseppe, ma anche insomma che è stata la nostra casa. Poi da San Giuseppe siamo passati al Carmine, siamo diventati nel 78 io maestro dei novizi e lui maestro dei cerimonie. Poi nel 79 sono stato chiamato a ricoprire il ruolo di segretario. Poi quando l'assemblea ha ritenuto utile la mia presenza come priore, io l'ho chiamato a fare il mio segretario. Insomma, e quindi siamo stati tanti anni insieme. Un lavoro gomito a gomito. Gomito a gomito. Un'intenzione quindi particolare in questa processione 2026 per Franco Zito, per uno dei cavalieri di Gesù morto, ma io penso in realtà un po' per tutta la comunità del Carmine e della Dolorata. Priore, io ti lascio andare perché immagino che insomma tu voglia vedere la Madonna, poi sto andando incontro alla Dolorata. Immaginavo, e poi devi riposarti anche un po' perché insomma
oggi ti aspetta una bella notte, qui lo vedete nelle immagini. Speriamo che il tempo ci assista. Ma io, guarda, dopo aver visto stamattina, penso che insomma abbiamo buone speranze di poter vivere una processione serena, quindi insomma volevo aggiungere solamente che 61 anni fa facciamo la prima posta Gesù morto, io e Tonino, è la prima volta che ci vestiamo insieme. Beh, e allora comunque quando Gesù è morto, e poi abbiamo continuato con le statue. E io penso che insomma continuerete in qualche modo idealmente nella preghiera anche questa sera, Priore. Certo, io me lo sento sempre vicino, questo è l'importante. Grazie a Franco Zito, Priore Emerito del Carmine. Ciao Francesco. Buona processione. Auguri di buona Pasqua anche a tutti i radioascoltatori. Grazie davvero, auguri anche a lei, Priore. Ciao. Noi ci fermiamo per un po' di musica, quando torniamo c'è l'eco dei social, c'è il nostro Claudio Petrone, con lui torniamo a parlare di riti, ma non solo, c'è tanto altro di cui insomma abbiamo voglia di raccontarvi, restate con noi. Pezzacchione con lo scelto da Piero Cappio, c'è poco da fare. Pezzacchione per dare il bentornato qui a Cittadella alla radio al nostro Claudio Petrone al suo eco dei social. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Che allegria stamattina. Allora, abbiamo anche messo la nostra foto sui social perché io ero convinto stamattina che non ci fosse il collegamento video. Perché? Perché mi avevi detto che c'erano dei problemi tecnici. Tu non devi credermi sempre. Ed ero pronto ad agitarmi come mandi, bello, senza telecamere, in serenità. Invece? E invece con questa notte dei misteri, che poi la notte dei misteri è domani, questa notte della processione della Madonna, siamo tutti un po' provati. Casula ha dormito un quarto d'ora, mezz'ora. Perché ha visto tutta la processione. Ieri io mi sono fatto... No, però insomma, una parte. Tutta, anche perché non è uscita alle 2 tra l'altro. E quindi questo è il discorso, siamo pronti per la notte tra venerdì e sabato, che è un po' ciò che ci fa innamorare, che ci ha fatto innamorare. Allora, ti volevo far vedere appunto, visto che stiamo parlando di riti e la... Vai, posso spiegare? No, perché certo, ho il cappello all'indietro. Te proprio devi, penso che la gente non ne freghi niente, ma comunque vai. Sto vedendo una serie stupenda che è quella Love Story di John Kennedy e Caroline Bessette, che consiglio vivamente su Disney, e lui portava il cappello all'indietro. E allora, come un bimbo minchia, mi sono messo anch'io il cappello all'indietro. Bene, mi sembra la chiusura migliore per questo inizio di rubrica. E allora facciamo così, abbiamo le immagini della Dolorata che poco fa ha attraversato il Ponte Girevole, le ha realizzate la nostra Valentina Castellaneta, e insomma un momento particolare quello del passaggio sul ponte. Tutti i simboli e tutte le poste vengono date al popolo, e la gente che in qualche modo si sostituisce ai portatori. Ecco, lo vedete qui, sono in tanti davvero sotto le sdanghe della Dolorata. Claudio, un momento che quest'anno vediamo in TV, ma che almeno io di solito vivo di persona, è emozionante ogni volta. Sì, perché i cittadini fedeli e non partecipano in questo modo, in modo estremamente attivo. Dicevo prima che il momento che rende Casula e Petrone grandi amici per quanto riguarda la settimana santa è quello del venerdì notte, e soprattutto quando inizia ad albeggiare. È l'unico momento in cui Casula non mi manda a quel paese, perché un po' per la stanchezza, un po' per la sacralità. Poi come Ciccio sa, io adoro le marce funebri. Vero? La mia preferita è Ione, che è quella che chiude tutta la settimana santa, quindi ha in sé un po' di nostalgia, un po' di tristezza, perché è quella che tutti sentiamo quando è tutto finito. Io la sparo a casa perché anche su Spotify, per la felicità soprattutto di mia moglie. Sì, immagino. Anche la mia è felicissima. Abbiamo un contributo fotografico dalla regia? Sì. Prima di arrivare al contributo, di chiudere, chiudiamo qui la parte dei riti, adesso ci occupiamo. Ah, ancora? Sì, volevo far vedere questa foto che ho recuperato. Sì? Allora, questa è una foto che ha stampato, che ha fatto Luciano Manna. Sì. Che sappiamo essere un bravissimo fotografo, tra le altre cose. Attivista, uno dei nomi, tra le altre cose. E questa è la copertina di un libro che ha fatto un po' di tempo fa. Sì, l'ho presentato io tempo fa al Castello Aragonese, un bel po' di anni fa. E vediamo qui, per chi non ha il collegamento video, un perdono che bacia per terra, o il troccolante. È il troccolante. Ed è l'unica volta, secondo quanto appreso da me, che il troccolante baciava il pavimento prima di entrare
Allora, questo è il momento, diciamo, che precede la cosiddetta la bussata. Avete presente i 3 tocchi, 3 colpi di bordone sul portone prima per far rientrare la processione? Ecco, poco prima il famoso bussata. Sì, più o meno, diciamo. Praticamente quell'anno il Troccolante pare tentando di ripristinare una tradizione vecchia, però devo dire la verità, di cui io non ho mai sentito parlare, onestamente. Si è inginocchiato, ha baciato il suolo del sagrato e poi ha bussato ed è entrato in chiesa. Credo che fosse Alessandro Saracino il Troccolante, guardando, non ne sono sicuro, però diciamo mi riservo di confermarlo. Però è vero, io l'ho visto solo per quell'unico anno ed è diventato la copertina di un libro fotografico fatto da Luciano che è molto molto bello, si chiama Frammenti di una passione, che vi consiglio di leggere. Emozioni su emozioni durante la settimana santa. Peraltro ieri abbiamo incontrato in piazza Carmine, io ero ovviamente con Francesco e con tutta la famiglia Casula, come c'è anche la tua famiglia ieri, però. Sì, c'è anche le tuo papà, c'era Carlo, c'era... le famiglie si sono unite. Esatto. E c'erano anche dei turisti che si sono avvicinati. Mi ha fatto molto sorridere questa cosa, che si sono trovati per caso in piazza Carmine e mi hanno chiesto: ma che cosa sta succedendo? Che succede? Perché adesso tutto a posto. Perché erano ignari dei riti della settimana santa tarantina. Forse prima si faceva un po' più di pubblicità nel resto d'Italia ai riti della settimana santa di Taranto. Bisognerebbe ripristinare. Devo dire che però l'anno scorso, insomma, senza pubblicità nel resto d'Italia, te la ricordi? Connubio, Misteri in Città Vecchia, Settimana Santa, Amerigo Vespucci al Castello Aragonese, c'era veramente l'ira di Dio. Oltre ad esserci, a differenza di quest'anno, un caldo esagerato l'anno scorso. È vero. Mamma mia, queste nostre voci baritonali dipendono anche dal... No, dipende dal freddo che io ho preso stanotte. Tu stavi bello coperto, mi sa, Da una certa ora da una certa ora sì, ok. Bene, allora chiudiamo l'argomento dei settimana santa. Sì. Di che parliamo? Di che parliamo, Claudio? C'è già una sfilza di argomenti che quest'anno questa settimana c'è da parlare, cose belle tra l'altro. Allora, sono cose un po'... Vuoi parlare di politica? Non lo so. Abbiamo parlato già di religione, adesso è il momento di parlare di politica. Ok, va bene. Allora, e poi parleremo anche di sport. Fino a che ora abbiamo? Fino ai 45, vero Ciccio? Sì, esatto. Okay. Abbiamo quindi questo tempo. E che cosa sta succedendo? C'è stata un'intervista che ha destato non poco scalpore. No. E tra una tal che io non conoscevo, Claudia Conte, sì, una giornalista, è stata intervistata da Radio Atreiu, sì, da tal Marco Gaetani, che anch'io non conoscevo. È un giornalista salentino, tra l'altro. Sì, del 2001 ho letto, mi sono informato. Esatto. E nel mezzo di questa intervista, che io su money.it, a proposito di social, consiglio a tutti, dura una mezz'oretta, l'intervista è gustosissima, tutta l'intervista. Alla fine dell'intervista l'intervistatore, questo Marco Gaetani, chiede l'intervistatore, un giornalista. Il giornalista nelle veci di intervistatore, esatto, chiede a Claudia Conte se è vero che lei ha una relazione con il ministro Piantedosi. E lei dice: io non posso negare questa circostanza. Ora, posto che ognuno è libero di far quel che vuole, e tutto quello che si è scatenato, perché tutto nasceva dal sito Dagospia, tutto quello che si è scatenato a seguito di questa intervista su altre circostanze, diciamo che la cosa che a me ha colpito è che c'è la signora Piantedosi, che mi risulta essere, perché Piantedosi mi risulta essere ancora sposato, c'è una foto, c'è un meme, perché ecco, c'è un meme. Dai, no, questo è un meme. Non è una foto vera, è un meme, stiamo scherzando, quindi un meme anche perché riporta alla mente, come dire, ricordi. Esatto, online. Cioè, tu apprendi, come in quella circostanza che riguardò un altro ministro, che ribadiamo. Sì, però in quella circostanza quella cicatrice non gliela fece la moglie. No, gliela fece la compagna. Sì, la consulente. Però ci sta che si faccia, ribadisco, dell'ironia. Altre circostanze non riguardano assolutamente noi. Ma dicevo io, cioè tu apprendi se è vero che stessero ancora insieme, perché poi dicono anche che si erano già lasciati. In realtà c'è un retroscena che racconta c'è un retroscena che racconta che la giornalista, la collega Claudia Conte, abbia chiesto a Marco Gaetani di fargli quella domanda perché
dicendogli che Piantedosi si era separato. Sì, ma perché ha fatto questa precisazione Gaetani? Perché qualcuno, Atreju, Fratelli d'Italia, esatto, qualcuno si è un po' incazzato e ha detto scusa, ma come ti è venuto? E quello si è difeso, ha detto ma me l'ha detto lei. Marco Gaetani, diciamo, per chi non avesse fatto il collegamento, è voce di Radio Atreju, e Atreju è, diciamo, l'aspetto la giovane. Storia infinita. La storia infinita. No, Atreju, sì, ho scoperto è una storia infinita, ma per altri versi. È la parte, diciamo, giovanile di Fratelli d'Italia. Ora, io che ho 10 anni più di mia moglie, sì, e ho scoperto che la giornalista Conte ha 30 anni meno di Piantedosi. Sì. Quindi voglio dire, è gagliardo il ministro. Cioè, no, nel senso, io perché mia moglie. Mi sento come Fazio con la Littizzetto quando fai così. No, è gagliardo perché tu hai una ragazza di 30 anni, poi ho visto che la Conte è molto attiva, parte, sta sempre in TV, è un peperino. Però prima non ne sapevi niente. Ho studiato. Ok, sì, però dico prima non la conosci. No, okay. Perché non vedevo onestamente le trasmissioni alle quali lei partecipasse. Va bene, adesso le guarderai tutte. Sì, se la faranno ancora andare in televisione perché non sapremo gli effetti. Questa è la grande scommessa. E poi c'è una cosa, pare che siccome traballi, questa cosa mi ha fatto ancora più divertire, traballi il Ministero degli Interni, Salvini in modo così dicono, delicatissimo dice, ma non sarà vero assolutamente. No. Salvini ha detto non vi preoccupate, vado io al Ministero degli Sì, però poi Salvo fare marcia indietro e dire no, guarda, è vero, il Ministero degli Interni interessa a Salvini, ma non siamo stati noi a fare sto gioco. Dell'inferno, no? Ricordo che fecero delle magliette scherzose, si scherza perché si fa per ridere perché l'ego dei social è venerdì e quindi andiamo un po' più leggeri e quasi leggerissimi perché è sempre venerdì santo. E allora noi adesso diamo linea alla pubblicità, quando torniamo c'è ancora qui con noi Claudio Petrone. A tra poco. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Un silenzio carico di fede. Antichi passi che attraversano la notte. Tradizioni secolari che parlano al cuore. Passione e tradizione. I riti della Settimana Santa a Taranto. Un viaggio intenso tra devozione, storia e spiritualità. Su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre. In collaborazione con Fai Motors, Eco Bioservice, Impresa Cassalia, Avisud, concessionaria SMIA SPA Massafra, La Catena, fiducia in movimento dal 1974. Confcommercio, più servizi, più tutele, più opportunità. Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com. Sei un imprenditore agricolo o agroindustriale? Con il parco agrisolare PNRR puoi installare il fotovoltaico sul tuo fabbricato e ottenere fino all'80% a fondo perduto. Riduci i costi energetici e rendi la tua azienda più competitiva. Eco Bioservice ti segue dalla pratica GSE alla realizzazione chiavi in mano. Le domande si presentano dal 10 marzo al 9 aprile 2026 fino ad esaurimento fondi. Non aspettare l'ultimo momento. Contattaci ora su ecobioservice.it. Siamo a Martina Franca. Eco Bioservice. Smart Energy Solution. A Villa Ida ogni ospite è al centro di ogni attenzione. Una residenza per anziani dove la cura passa dai piccoli gesti quotidiani. I nostri OSS accompagnano gli ospiti durante tutta la giornata, dall'igiene personale alle attività quotidiane, con presenza e attenzione costante. La struttura è dotata di sistemi di sorveglianza che permettono allo staff di garantire sicurezza e controllo in ogni momento. Le ausiliarie si prendono cura della pulizia e della cucina. Il profumo dei piatti preparati ogni giorno fa sentire tutti come a casa. L'alimentazione è seguita con attenzione anche grazie alla presenza di un nutrizionista. E con Cami, tra giochi, ginnastica dolce e laboratori di cucina, ogni giornata diventa un momento di stimolo per mente e corpo. Villa Ida, residenza per anziani. Via Mediterraneo numero 25. Telefono 099 46 41 748. residenzavillaida@gmail.com. Cura, sicurezza e calore, come in famiglia.
Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile. Bentornati a Radio Cittadella, sono le 8:52, sempre l'eco dei social con Buongiorno Taranto insieme a Claudio Petrone da Ciccio Casula. Siamo anche Cittadella TV, te lo ricordi? Cittadella TV su canale 94. Bravo. Invece Radio Cittadella sul... no, 49. Sì, bravo, 49.5. Cioè a tombola 96,5 Claudio. 90, ma io ascolto poco, vedo molto. Ma allora Francesco, abbiamo parlato, ci siamo lasciati parlando di politica, abbiamo parlato di riti. Chiedo un po' venia per chi ci guarda per l'abbigliamento un po' scanzonato, non è irriguardoso nei confronti dei riti assolutamente. Adesso mi sono tolto anche il maglione perché qui fa veramente caldo. Bordello, macello nel calcio italiano. Nel calcio italiano si dimette Gravina, il presidente della FIGC. Nessuno gliel'aveva chiesto, è un atto volontario sicuramente. Sì, secondo me è una presa di consapevolezza. Si dimette anche il povero Gigi Nazionale perché era il capodelegazione e ci si interroga, come ogni 4 anni, ci si interroga su che cosa fare per salvare il calcio italiano e soprattutto per poter andare ai mondiali dopo 3 volte che è zompata la nostra capisci che ci sono dei ragazzi di 16 anni, 15 anni, 16 anni che non hanno mai visto i mondiali. Cioè, Michael, l'ultima volta che ha visto il mondiale, avevi quanto? 8 anni? 10 anni? Sì, ma ci sono... non ne ha 12. Questo è un tema, c'è un altro tema. Ci sono dei calciatori che hanno giocato nel fiore della loro vita calcistica che non potranno partecipare ai mondiali perché comunque le qualificazioni per i prossimi mondiali saranno tra 4 anni e quindi hanno perso di fatto 16 anni di carriera. Capito. Sì, evidentemente c'eravamo un po' troppo emozionati per la magia dell'Europeo del 2021 con Vialli e Mancini, che tanta roba e anche altri calciatori della Samp che facevano parte dello staff. Lombardo c'era anche Salzano, se non sbaglio. Non lo so. Salzano non lo so, però io insieme a loro mi ricordo Nuciari. Nuciari, ma tu somigli un po' a Fausto Salzano. Grazie. Grazie. Quindi adesso vedremo che cosa succederà. Si parla di Malagò come nuovo presidente della FIGC. Ricordiamo che il presidente del CONI, l'ex del CONI, peraltro grandissimo personaggio che appartiene è sulla cresta dagli anni 80, era amico di Luca Cordero di Montezemolo, dell'avvocato Agnelli, e vediamo se riesce a risanare. Però attenzione, la nomina del presidente della FIGC, come tutte le federazioni, non è una nomina sulla spada, ma viene nominato su elezione, quindi si era detto anche commissariare la FIGC non si può fare. A giugno ci saranno le elezioni. Quello l'ha detto Abudi, il ministro dello sport, ha detto o Gravina si dimette o commissariamo la FIGC, e devo dire che spontaneamente a quel punto molto spontaneamente Gravina si consideriamo, Ciccio, che alle scorse elezioni, malgrado i fallimenti calcistici precedenti, Gravina aveva vinto, se non sbaglio, con il più del 99% di voti come rinnovo. Tra l'altro devo dire che è strepitoso l'idea di essere riconfermato con quella percentuale bulgara dopo altri 2 mondiali falliti. Vediamo, speriamo. Abbiamo parlato anche di cosa aveva fatto il mitico Roberto Baggio, che più di 10 anni fa aveva preparato un programma per risanare il calcio, soprattutto dalle giovanili. Ma ultima circostanza, sono andato a giocare in un circolo tennis dove c'erano i campi di calcetto, adesso c'è solo tennis e paddle. Il calcio e il calcetto pare siano spariti dall'etere anche dei ragazzini. Io sarò sincero, io sono uno di quelli che quando era piccolino vedeva partite a manetta, dal Taranto al Milan, Champions League, ma anche le partite straniere, tutto quanto. Io adesso non guardo neanche la Serie A. Proprio mi ha scocciato. Non ho visto la partita dell'Italia l'altra sera perché ero a cena perché ti e non mi è pesato. Sì, purtroppo sì. È terribile questa roba se ripenso ai tempi in cui vincevamo tutte le coppe europee. Ti ricordi Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, Fiorentina, Milan, Juve, Inter, Napoli, si vinceva di tutto. Vabbè, è andata così, ragazzi, è il tempo che passa e passa talmente velocemente che è finito per questo venerdì. Claudio, ma noi nel 2006 c'eravamo quando siamo diventati campioni del mondo, la notte di Berlino, campioni del mondo.
Grande Fabio Grosso, memorabile, dopo non l'ha più mai visto nessuno. Va bene, ma allora grazie a Claudio Petrono per essere stato con noi. Grazie a te Ciccio. E buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te. Ci vediamo stanotte in via Anfiteatro. Esatto, ci vediamo stanotte per la processione dei misteri. Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino per aver guidato la parte tecnica. Vi ricordo il TG di Cittadella alle 14 sul canale 94, o invece con Buongiorno Taranto torniamo martedì dalle 7 alle 9 come sempre, e quindi vi auguriamo buona Pasqua e buona Bosquetta a tutti.